Sergio Silva, alla fine 4-4 con il Monza, una partita comunque divertente per il pubblico, però cosa ne pensa il tecnico del Follonia? Che sì, che è stata una partita difficile, lo sapevamo, è una squadra che sta facendo bene, ha una quantità di giovani di qualità che gli permette di fare anche rotazioni importanti, ma penso che l'abbiamo messo in difficoltà, penso che anche noi abbiamo creato. Purtroppo è un momento che non riusciamo mai a passare sopra nel risultato e questo ci porta sempre poi a dover inseguire, a spendere tanto per arrivare come oggi al pareggio. Penso che se riusciamo una volta ad andare noi sopra magari la partita si può e si deve gestire in un altro modo. Ma abbiamo avuto un atteggiamento come io mi aspettavo dopo quello che avevamo fatto anche sabato a Viareggio. Non siamo al massimo, dopo una settimana è rientrata, si è visto che era una settimana che era fermo, adesso poi è successo un problema con Andrea, spero non sia niente di grave. Non siamo soddisfatti del risultato, ma i ragazzi penso che hanno dato tutto quello che potevano, la maggior parte delle volte, tante volte bene, ma poi quando abbiamo questa voglia di vincere ti porta anche a fare cose che non devi fare e lì abbiamo rischiato perché loro sono sempre stati pericolosi. Penso questo, che ai ragazzi non si può dire niente. Prossimo match fra una decina di giorni da questa partita, al Casamora torna il derby tra Pesciaioli e Goraioli, questo insomma è il detto, con il Castiglione. Mi sembra che l'ultima volta era in pista anche Sergio Silva. No, non No, penso. forse l'anno prima. Non penso. Sì, è un derby, è una partita diciamo anche un po' diversa da tutte le altre perché i derby sono sempre così, ma che va affrontata con col piglio giusto, nel modo giusto perché vogliamo prendere 3 punti. Non sarà sicuramente semplice, non guardiamo la classifica, conosciamo molto bene la squadra avversaria perché quasi tutti sono passati da qui. Bisogna rispettare chi avremo davanti e essere consapevoli che bisogna fare tante cose fatte bene, avere l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste ultime 2 partite per andare a cercare di prendere dei punti, che è la nostra volontà. Sappiamo anche che diciamo, un derby tutti la pensano diversi, tifosi, dirigenti, e noi cercheremo di dare questa gioia prima a noi stessi perché lavoriamo e stiamo raccogliendo forse meno rispetto a quello che ci meritavamo e poi dare una gioia anche alla società e ai tifosi perché sappiamo quanto ci tengono a prendere questi 3 punti a Castiglione.